Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, bentornati alla rubrica Che fine hanno fatto. Oggi è una puntata molto particolare. Probabilmente la squadra che avrete letto nel titolo qui sotto non vi dirà niente, a qualcuno sì, a qualcuno no. Qualcuno dirà, ah sì, forse è vero. E per questo vi invito a guardare il video fino alla fine, perché alla fine c'è qualcosa che forse possiamo fare insieme per questa squadra, coinvolgendo anche, vabbè, ve lo dico dopo. Parliamo del Castel San Pietro Calcio, Castel San Pietro Terme, che è un paese vicino Bologna, che ha legato più o meno a metà, alla fine degli anni 90, la parte più gloriosa della sua storia, arrivando in C2. Castel San Pietro Terme nasce appunto in questo paese vicino Bologna. Nella stagione 95-96 è in Serie D. All'inizio degli anni 90 riesce ad arrivare fino in Serie D, all'epoca campionato nazionale dilettanti, e riesce a vincere lo scudetto dilettanti. Io sono andato a vedere oggi lo scudetto dilettanti, si chiama pool scudetto e viene disputata fra le 9 squadre che vincono i 9 gironi della Serie D. All'epoca anche chi non vinceva il girone poteva comunque approdare a questa sorta di mini campionato successivo a quello che si disputava normalmente, e il Castel San Pietro diventa campione d'Italia dei dilettanti nella stagione 95-96. L'anno dopo riesce a fare qualcosa di ancora più storico, ovvero vincere il proprio girone del campionato nazionale dilettanti della Serie D e approdare per la prima volta storicamente in C2. Stagione 97-98 è il primo storico campionato del Castel San Pietro in Serie C2. Ve lo faccio vedere, vi faccio vedere prima tutta la pagina del girone B della Serie C2 97-98. Come potete vedere ci sono anche altre squadre di cui si potrebbe parlare: Baracca Lugo, c'è lo Spezia, c'è la Spal, quindi si alternano, diciamo, delle squadre più o meno conosciute ad altre abbastanza sconosciute, almeno oggi. Ed ecco qui la parte con il Castel San Pietro, colori giallo-rossi, allenato peraltro quell'anno da Daniele Arrigoni, che poi ha allenato anche in Serie B, insomma, credo anche in Serie A il Cagliari, lo ricordo, alla Triestina. Ecco qui il Castel San Pietro in C2. Vi vado a leggere anche la prima storica partita, già che ci siamo, del Castel San Pietro in Serie C. Parliamo di domenica 31 agosto 1997, esordio a Fano, Castel San Pietro 1-1, seconda giornata 2-2 con il Viareggio. Vediamo la prima vittoria ad Arezzo, quindi anche una trasferta prestigiosa. Il 14 settembre 97 la prima vittoria tra i professionisti del Castel San Pietro, 2-1 in casa dell'Arezzo. Il Castel San Pietro si salva ai play-out. Il Castel San Pietro si salva nella stagione 97-98, nella stagione 98-99 si salva ai play-out contro il Fano, nel 99-2000 ai play-out anche in questo caso, poi retrocede nella stagione 2000-2001 arrivando ultimo. Sembra un po' la fine della sua esperienza tra i professionisti, ma invece al termine della stagione 2003-2004 la squadra emiliana riesce a risalire nuovamente in C2 e disputa altre 2 stagioni in C2, raccogliendo la salvezza nel 2005-2006, nel 2004-2005 e retrocedendo alla fine del 2005-2006 dopo i play-out persi con la Carrarese, o meglio persi. Castel San Pietro retrocede a causa della peggior classifica rispetto ai toscani. Le partite finiscono entrambe 1-1, ma il Castel San Pietro retrocede a causa della peggior classifica al termine della stagione regolare. E qui termina davvero l'esperienza tra i professionisti del Castel San Pietro, con 6 campionati di C2 in totale disputati, di cui 4 consecutivi, e arriva poi il declino. Ci sono delle stagioni in Serie D, la retrocessione
alla fine del campionato 2010-2011 dalla Serie D all'eccellenza, e poi alla fine della stagione 2011-2012, nonostante la salvezza raggiunta sul campo ai play-out contro il Faenza, arriva il fallimento e la mancata iscrizione. E qui viene il bello, o meglio viene il brutto, perché il Castel San Pietro si scioglie nel 2012, c'è un tentativo di iscrivere una squadra che possa prendere l'eredità dei giallorossi, che è il Real Castello nel 2012, ma non ci riescono anche per beghe relative al poter giocare le partite nello stadio della città, e dal 2012 a Castel San Pietro Terme non c'è più la squadra di calcio. È uno di quei casi, di quei rari casi in cui nessuno riesce più a rifondare il sodalizio, il club cittadino, e quindi Castel San Pietro Terme non ha più la squadra di calcio dal 2012. E io avevo letto tutto questo, però volevo essere sicuro che non ci fossero altre, magari altre rinascite di qualche altra squadra cittadina, e in questo caso i social, che poi io non credo che vadano né demonizzati né esaltati più di quello che in effetti valgano, sono semplicemente la normale prosecuzione della comunicazione, così come la televisione lo è stato della radio, eccetera. Ma in questo caso sono molto utili perché riescono a raccontare l'attualità in maniera più diretta. C'è una pagina su Facebook che io vi invito ad andare a guardare e a seguire, che si chiama Rivogliamo il Castel San Pietro Terme Calcio 1934. Tanto se scrivete Castel San Pietro Calcio esce comunque questa pagina, che è una pagina intanto aggiornata, perché spesso inseriscono foto o commenti. Ovviamente non c'è l'attualità perché la squadra non c'è, però ci sono moltissime foto di vecchie partite, di vecchi stemmi, tra cui l'immagine di copertina. Io l'ho sgraffignata proprio da quella pagina lì, anche perché su internet si trova veramente poco, e chi ecco non ha gli album che posso avere io, o non riesce a cercare bene, è difficile che trovi qualcosa su questa squadra che, ripeto, a tanti di voi dirà poco e niente, ma che in fondo ha disputato 6 campionati di Serie C2, e non mi sembra giusto per chi è di là, per chi è appassionato di calcio, che non ci sia più la squadra. Non è detto che la squadra debba per forza tornare in Serie C, glielo auguriamo quando verrà rifondata, ma quantomeno che esista. Ci sono tante squadre che sono state in Serie C, ne abbiamo parlato anche in diverse puntate, ma che comunque ancora oggi vivono. Adesso io non so esattamente come si faccia, spero che qualcuno anche che gestisce quella pagina possa vedere questo video e rispondere, e capire se esista un modo per rifondare questa squadra. Non è che la dobbiamo rifondare noi, però se esistesse se qualcuno di voi anche sa come fare una petizione online, si potrebbe mandare al comune di Castel San Pietro Terme, si potrebbe provare a smuovere dopo tanti anni la situazione. Oppure, se c'è qualcuno di Castel San Pietro Terme che sa perché non sia stata più rifondata la squadra, magari me lo scrive qui sotto, se ci sono problemi o magari non c'è interesse. Io non credo che non ci sia interesse, in qualsiasi paese c'è interesse a vedere quantomeno una squadra di calcio giocare. Se si può chiarire un po' questa situazione, se si può far qualcosa per sollecitare una rifondazione anche di una squadra che possa partecipare all'ultima categoria esistente, che si possa reiscrivere, formare una squadra di 15, 16, 17 giocatori come si faceva una volta, sarebbe bello che tornasse a esserci una squadra che, ripeto, ha disputato comunque 6 campionati
professionistici. Quindi amici di Castel San Pietro Terme, se guarderete questo video fatevi vivi, fatevi sentire, e speriamo che un giorno noi nelle seconde parti di questa rubrica Che fine hanno fatto potremo finalmente portare magari qualche foto, qualche risultato della rinascita del nuovo Castel San Pietro Terme, che vi ripeto dal 2012 non esiste più. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, continuate a seguirci, e la rubrica Che fine hanno fatto torna la settimana prossima, vedremo di chi si parlerà. Ciao a tutti.